Ricostruzione della provinciale 227 per Portofino, oggi scaduti i termini per partecipare al bando, prosegue intanto la messa in sicurezza. Da lunedì nuovi orari per accedere alla passerella. Il decreto sicurezza scatena la rivolta di alcuni sindaci italiani, attaccati i diritti fondamentali della persona, dicono. Sesto Rilevante riflette sul tema, domani l'incontro accoglienza e interazione. Capodanno in Terra Santa, rientrati 60 pellegrini diocesani che hanno iniziato l'anno nei luoghi di Gesù, un viaggio alla sorgente dell'amore che induce a riscoprire l'essenziale della propria vita. Operativi dal 1 gennaio i nuovi orari della biblioteca della Società Economica di Chiavari, apertura continuata dalle 8:30 alle 18, da lunedì a venerdì, presto la digitalizzazione degli archivi. La Casa di Peo, gli antichi mestieri, la Grotta del Bambino Gesù, anche quest'anno nel presepe della parrocchia di Santa Sabina a Trigoso. È stato ricostruito uno scorcio del borgo di Sesto Rilevante. Buonasera a tutti e ben arrivati a Tigullio. Oggi in apertura subito l'aggiornamento che riguarda Portofino e il transito per la località rivierasca. Sopralluogo questa mattina sull'area del cantiere della provinciale 227 per verificare lo stato dell'intervento di messa in sicurezza del tratto di strada distrutto dalla mareggiata. Oggi intanto scadevano i termini per poter partecipare all'appalto per la ricostruzione. Il punto nel primo servizio. Oggi si è chiusa questa fase, nei prossimi giorni gli uffici esamineranno le proposte arrivate per poi definire chi sarà l'azienda che si aggiudicherà l'intervento di ricostruzione del muro e quindi la prosecuzione dei lavori su un altro lotto. È scaduto alle 12 il termine per presentare all'ufficio protocollo della città metropolitana di Genova la domanda per partecipare alla gara per la ricostruzione della provinciale 227 tra Santa Margherita Ligure e Portofino, distrutta dalla mareggiata del 29 ottobre. Si saprà soltanto lunedì quante sono state le aziende che hanno deciso di presentarsi per affrontare una sfida non facile, quale quella del ripristino completo della viabilità lungo la litoranea entro il 21 di aprile. Lo sforzo che stiamo facendo è importante perché conosciamo bene il valore del collegamento per Portofino che porta un indotto importante in termini economici di lavoro in tutto il comprensorio, in tutto il Golfo Paradiso, in tutto il Tigullio anche. Quindi lo sforzo che stiamo facendo è veramente massimo. Dare una data non è possibile ovviamente perché siamo legati a fattori di cui non disponiamo. Certamente già oggi c'è la passerella, quindi la continuità con Portofino pedonale è garantita, ci sono le navette, bisogna che ci si attrezzi per gestire una fase che comunque è stata di emergenza, è stato un evento eccezionale, ognuno deve fare la propria parte, noi facciamo veramente il massimo. In questi giorni intanto non si sono fermati i lavori di preparazione dell'area di cantiere che verrà consegnata alla ditta a cui andrà l'appalto nelle prossime settimane. Molto è stato fatto a partire dalla messa in sicurezza del versante fortemente compromesso dalla furia delle onde. Il rispetto dei tempi dell'appalto dipenderà molto dalle condizioni meteo dei prossimi mesi. C'è una variabile importante che è legata alle condizioni meteo, su quelle ovviamente non possiamo avere certezza di come sarà il mare, di come sarà il tempo nei mesi che andiamo ad affrontare. Però con questo intervento si può fare un lavoro importante già da terra e quindi anche il meteo inciderà molto meno rispetto ai tempi di intervento. E da lunedì prossimo, 7 gennaio, entrerà in vigore l'ordinanza che regolamenterà gli accessi alla passerella pedonale che collega Santa Margherita Ligure, Paraggio e Portofino. Con i lavori a pieno regime, per motivi di sicurezza, il camminamento non sarà più aperto 24 ore al giorno, bensì verrà regolarizzato con orari e giorni di apertura. Questo per consentire la regolare prosecuzione dei lavori nella massima sicurezza, permettendo la riapertura sulla strada provinciale 227 il prima possibile. Durante i giorni lavorativi, dunque, il passaggio sarà possibile dalle 17:15 alle 8 del mattino successivo e dalle 12:15 alle 13:15. La passerella invece sarà percorribile tutto il giorno, sabato e domenica, salvo necessità di lavori di cantiere. Il servizio dei battelli, del bus navetta, della passerella hanno garantito grande affluenza
l'affluenza di turisti e visitatori durante il periodo natalizio, complice anche il ben tempo, ha sottolineato il sindaco di Portofino Matteo Viacava, che ha firmato l'ordinanza. Per l'amministrazione l'attività commerciale e turistica del borgo, in vista soprattutto della prossima stagione, è ovviamente di fondamentale importanza. Saremo pronti e operativi sulla nostra provinciale 227 per Pasqua, ma speriamo anche prima. Ha preso il via alle 8 di questa mattina l'operazione di rimozione di una barca a vela andata ad arenarsi sul litorale di Rapallo, nella zona dei Bagni Molo, durante la mareggiata del 29 ottobre scorso. Stiamo vedendo alcune foto. Si tratta di un Solaris 55 da 16 metri con albero di circa 20 metri. Per prima cosa sono stati svuotati i serbatoi per evitare lo sversamento di carburante in mare, dopodiché l'imbarcazione è stata imbragata. Una volta sollevata con la gru verrà trasportata via mare, pur essendo possibile optare per la soluzione via gomma. L'intervento di questa mattina è importante per più motivi, su tutti il fatto che la barca a vela si sia arenata in uno stabilimento balneare e i gestori debbano poter iniziare quanto prima i lavori di ripristino delle strutture per essere pronti per la prossima stagione turistica, ha spiegato il sindaco Carlo Bagnasco. Tra domani e lunedì verrà rimossa anche l'imbarcazione più piccola, circa 9 metri, andata ad incagliarsi contro Solaris 55, mentre prosegue il mini dragaggio alla foce del torrente San Francesco per consentire la rimozione di Chocolate e far sì che il cantiere per il rifacimento della copertura possa riprendere. La prossima settimana è previsto il via agli interventi di ripristino del lungomare cittadino e a San Michele di Pagana, frazione fortemente colpita dall'impeto delle onde. Il decreto sicurezza in materia di immigrazione ha scatenato la rivolta di alcuni sindaci italiani. La legge attacca i diritti fondamentali della persona, dicono i primi cittadini. Anche il Tigullio si interroga sul tema. Domani a Sestri Levante si terrà un incontro dal titolo Accoglienza e interazione. La questione è stata affrontata nelle scorse settimane anche a Sori. Sentiamo il direttore generale di ANCI Liguria, Pierluigi Vinai. Qual è il punto di vista di ANCI sul nuovo decreto legge sicurezza? Certamente dopo tanto lavoro fatto in questi anni questa nuova legge ci prende un po' in contropiede. Dal 2002 ad oggi abbiamo lavorato perché lo SPRAR diventasse un sistema di accoglienza diffuso il meno impattante possibile sui territori e un sistema di integrazione. Quindi questa legge è chiaro che è un po' rivoluzionaria. Per gli aspetti negativi cosa riscontrate? Per esempio il totale abbandono dei disagiati, quelli veri, quelli che hanno disabilità, provengono da situazioni di shock particolarmente rilevanti da un punto di vista anche di disagio mentale. Questi non vengono minimamente contemplati e già adesso era un problema creare gli SPRAR dedicati a questo tipo di persone. Sarà ancora più difficile l'accoglienza di queste persone. Un'altra mancanza è quella del passaggio da un momento all'altro dal SPRAR con tutti i supporti allo smontamento del progetto SPRAR. In più l'abbassamento della quota di sostegno quotidiana per i CAS non sappiamo che tipo di effetti produrrà, cioè non sappiamo se i servizi di qualità che oggi erano arrivati ad uno standard accettabile, almeno qui da noi in Liguria, saranno mantenuti oppure se gli enti gestori più qualificati, migliori in assoluto, abbandoneranno il campo perché non riusciranno più a stare nei costi. È evidente che il rischio grande è che si improvvisino degli enti gestori senza arte né parte, senza competenza e nemmeno senza spirito di carità. Qual è l'appello che si può fare? Che gli enti gestori liguri che hanno uno standard qualificato molto elevato si mettano insieme, cioè non solo si parlino, non solo cooperino, ma sappiano scrivere anche un decalogo di regole minime ma con l'asticella alzata da rispettare, affinché questo possa diventare anche una buona pratica da presentare al Ministero dell'Interno, dicendo vedete che qui si sta lavorando seriamente, coscienziosamente, e allora chiediamo anche al Ministero l'attenzione adeguata. Diversamente si rischia quello che dicevo prima. L'incontro Accoglienza ed interazione promosso da Confini e Racconti si svolgerà domani, sabato 5 alle 17, all'ex convento dell'Annunziata, modererà la giornalista Annalisa Camilli.
Qual è la posizione dell'amministrazione di Chiavari a proposito del decreto Salvini? Lo chiedono attraverso una mozione protocollata questa mattina i 3 consiglieri di Noi di Chiavari, Roberto Levaggi, Daniela Colombo e Silvia Garibaldi. I 3 chiedono che l'argomento venga dibattuto nel corso della prossima seduta del Consiglio Comunale. E ora la cronaca. Una 56enne di nazionalità inglese è stata denunciata dai carabinieri di Lavagna per insolvenza fraudolenta aggravata. La donna non avrebbe pagato la somma di 7.500 euro quale corrispettivo dovuto per aver soggiornato in una struttura alberghiera della città nel periodo compreso tra aprile ed agosto 2018. Andiamo sul nostro sito internet teleradiopace.com per un bilancio invece stilato dalla Polizia Ferroviaria per la Liguria dell'anno appena trascorso, il 2018. 52 persone arrestate, 411 denunciate, 273 contravvenzioni elevate e ancora 51.299 controlli, di cui 3.649 effettuati a bordo treno. Sono i dati della Polizia Ferroviaria della Liguria. Nell'anno appena trascorso sono state 11.713 le pattuglie operative nelle diverse stazioni della regione, con 440 servizi in abiti civili e 13 pattuglioni straordinari. Oltre a garantire la sicurezza dei viaggiatori, particolare attenzione è stata riservata alla ricerca delle persone scomparse e all'aiuto di quei soggetti affetti da quelle patologie che comportano la perdita dell'orientamento. Nel 2018 sono stati rintracciati complessivamente 68 minori, di cui 51 di nazionalità straniera. Infine, con il progetto Train to be Call, gli operatori della Polizia Ferroviaria della Liguria hanno incontrato oltre 3.000 studenti di tutta la regione. Uno sguardo ora alle temperature meteo, alle temperature appunto che si stanno registrando in queste ore. Quella che abbiamo trascorso è una delle giornate più fredde di questo periodo. Domani già le colonnine di mercurio dovrebbero iniziare a risalire, ma come ci mostra la cartina della rete Limet, le temperature in rosso, quindi quelle più basse, si sono registrate in Val d'Aveto, dove questa mattina la colonnina di mercurio ha sfiorato meno 12 gradi a Cabanne di Rezzoaglio, meno 11,8 il valore registrato dalla centralina Limet alle 7,59, meno 10,6 registrati a Rezzoaglio e meno 9,1 al Prato della Cipolla. Anche lungo la costa e nel primo entroterra il termometro vicino o sotto lo zero. Temperature dunque decisamente invernali su tutta la regione, con valori massimi che nel corso della giornata sono risultati solo lievemente superiore ai 10 gradi sulla costa, compresi tra i 4 e i 7 gradi all'interno. Farà freddo anche stanotte. Nel fine settimana invece è previsto un rialzo delle temperature, complice dapprima l'inserimento di un debole flusso meridionale, quindi tra sabato e domenica una rotazione dei quadranti settentrionali, con un possibile effetto favonico che sulla costa potrebbe riportare le massime su valori miti. E una nuova discesa di aree più fredde è attesa per la prossima settimana, ma i dettagli di questa nuova fase meteo andranno definiti nei prossimi giorni. La pagina diocesana: si è concluso il pellegrinaggio in Terra Santa per i 60 pellegrini partiti dalla diocesi di Chiavari lo scorso 26 dicembre e rientrati il 2 gennaio. Questo anno è iniziato nei luoghi di Gesù un viaggio alla sorgente dell'amore che induce a riscoprire l'essenziale della propria vita. Un reportage più dettagliato del pellegrinaggio in Terra Santa nella rubrica Noi Chiesa, in onda questa sera dopo il telegiornale, ma ora una breve anticipazione nell'intervista a Don Fabio Mazzino. Quali sono state le tappe intanto di questo percorso? Ma appena arrivati a Tel Aviv ci siamo mossi verso la Galilea a nord, abbiamo raggiunto Nazareth, dove siamo risieduti a Nazareth per 3 notti e poi successivamente ci siamo spostati al sud in Giudea, attraversando la Samaria, a Gerusalemme per 4 notti. Ecco, intorno a questi 2 capisaldi poi ci siamo mossi moltissimo, abbiamo proprio viaggiato tanto e forse i pellegrini li abbiamo anche un po' stancati, ma al tempo stesso vivificati interiormente. In che modo il periodo dell'anno in cui siete stati in Terra Santa si collega anche ai luoghi che avete visitato? Ma sicuramente è un tempo di grazia. Il periodo di Natale è proprio il momento in cui Dio ha scelto di incarnarsi in un luogo preciso, in un tempo preciso. E attraversare i luoghi di Gesù nel momento proprio di grazia del tempo di Natale penso che sia stato pertinente.
Qual è il significato di un pellegrinaggio in Terra Santa al di là della visita a determinati luoghi? Ecco, la domanda che mi fai mi dà l'occasione di poter dire effettivamente perché è un pellegrinaggio diocesano. I pellegrinaggi diocesani cercano proprio di rendere autentico, reale l'incontro con Gesù e anche spostarci, dedicare del tempo e anche investire tanto di noi è proprio orientato ad arrivare ad una decisione piena, ferma, di fare sul serio con Gesù. Credo che il punto sia focale, sia quello di ritornare a Dio. Abbiamo molto, però non sappiamo accoglierlo, apprezzarlo, valorizzarlo. Ecco, quindi il pellegrinaggio è proprio per questo, valorizzare il bene e riprendere in mano la nostra vita. La parrocchia di San Giacomo di Corte a Santa Margherita Ligure celebrerà nel giorno dell'Epifania la festa del Santo Bambino che chiuderà le celebrazioni del periodo natalizio. Si tratta di della festa più antica della parrocchia, la cui origine risale alla notte dei tempi. Domenica dopo la messa solenne delle ore 10 partirà la processione con la statua del Santo Bambino. Al termine, al ritorno in chiesa, la solenne benedizione eucaristica. Il 2019 ha portato delle novità per la biblioteca della Società Economica di Chiavari. Grazie alla nuova convenzione stipulata con il Comune è stato ampliato l'orario di apertura al pubblico. Dal 1 gennaio quindi sarà possibile accedere alla sala letture al primo piano di via Ravaschieri dalle 8:30 alle 18, ma non è l'unica novità in vista. È entrato in vigore dal 1 gennaio il nuovo orario di apertura della biblioteca della Società Economica di Chiavari. Da lunedì a venerdì i locali di via Ravaschieri resteranno aperti con orario continuato dalle 8:30 alle 18. Negli stessi orari sarà garantito il servizio di prestito dei libri, la consultazione del settore fondo antico, libri a stampa dal XVI al XIX secolo sarà disponibile invece dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, mentre il settore archivi e manoscritti sarà aperto il mercoledì e il giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17:30. Una prova che durerà 2 anni per capire se, come stiamo facendo, è più conveniente ampliare un orario settimanale fermandoci al sabato o forse fosse meglio quello che si faceva prima. Noi riteniamo che soprattutto nei confronti degli studenti questa soluzione possa andare meglio, ma siamo disponibili nel tempo a capire ed eventualmente correggere il tiro. Una novità quella degli orari decisa con l'amministrazione comunale di Chiavari, che ha anche aumentato il personale comunale in servizio nella biblioteca e le risorse a disposizione per sostenerne l'attività. Un contributo pari a 30.000 euro l'anno per tutta la durata della convenzione fino al 2024. 6.000 euro saranno utilizzati per l'acquisto di materiale informatico a disposizione degli utenti. L'ampliamento dell'orario di apertura però non è l'unica novità in partenza. Io spero che si riesca a realizzare anche l'apertura digitale che ha un impatto diverso ma non meno significativo. L'altro passo decisivo anche questo è che il Comune di Chiavari ha sottoscritto in città metropolitana l'intesa per la catalogazione in rete, in modo che a tutti gli effetti la biblioteca, che è della società economica, ma risulta essere anche la biblioteca civica, la biblioteca dei chiavaresi. La Casa di Peo, gli antichi mestieri, la grotta del Bambino Gesù. Anche quest'anno nel presepe della parrocchia di Santa Sabina Trigoso è stato ricostruito uno scorcio del borgo di Sestri Levante. La rappresentazione della Natività resterà aperta alle visite sino al 2 febbraio. Siamo andati a vedere. Quest'anno è stata rappresentata Accadupeo, così è chiamata quella villa lì che è stata riprodotta, e le case che sono praticamente dietro la chiesa. Uno scorcio che riporta ad anni antichi con anche i mestieri delle persone che vi lavoravano all'interno di questa parte del borgo di Trigoso. Sì, nel presepio sono raffigurate anche tutte le statuine che sono, anche vorrei ricordarlo, opera di Eldo Venturi, che è mancato lo scorso anno, che ha donato qui al nostro presepio una settantina di statuine
tutte in legno, originali, uniche. Rappresentano tutti questi mestieri antichi che vanno dal fabbro all'arotino, a tutti chi con la cigogna, che era una cosa che ormai è scomparsa e che veniva tirata in superficie l'acqua. Quindi sono rappresentati un pochino tutti questi vecchi mestieri, cose che ormai se ne stanno perdendo. C'è anche un personaggio molto legato al borgo di Trigoso. Sì, nel presepio, come ormai da oltre 20 anni, da quando abbiamo scoperto che Giovannino Guareschi è abitato qui nella canonica Trigosa per qualche anno, viene rappresentato Giovannino Guareschi con la Perpetua. Un ritorno alle origini è quello del presepio, un riscoprire Gesù che arriva in ciascun paese, in ciascun borgo. Sì, io mi ricollego a San Francesco che nel 1223, per far capire il significato della natività, specialmente a quella gente di Greccio, ebbene ha creato questo presepio allora e ha stupito la gente. Io do atto a San Francesco di aver avuto un'intuizione fenomenale, perché è stato veramente l'inizio di uno stupore che non finisce. E domani nella chiesa di Santa Sabina di Trigoso, concerto d'organo del maestro Maurizio Palazzo, l'appuntamento è alle 15:30. Presepe vivente invece domani mattina al santuario di Montallegro a Rapallo, al termine della messa delle 10:30 celebrata dal rettore Don Gianluca Trovato, l'associazione Vecchio Borgo Rapallo e la Proloco Capitaneato di Rapallo porteranno in scena la sacra rappresentazione sul sagrato. I figuranti vestiranno abiti realizzati dagli studenti dell'Istituto Duchessa di Galliera di Genova. La pagina sportiva ora, intanto andiamo subito a dare un risultato della partita disputata oggi pomeriggio a Rapallo. Nella Final Six di Coppa Italia femminile il Rapallo Pallanuoto approda alle semifinali. Nel quarto di finale disputato oggi pomeriggio le giallo-blu hanno avuto la meglio sulla Rarinantes Florenza, battendo 8-4 le avversarie, andando a chiudere il match nella seconda parte della partita. Domani alle 19 le giallo-blu affronteranno l'Equipe Orizzonte, sfida senza dubbio affascinante visto che le due squadre si trovano nuovamente di fronte dopo il match di campionato dell'8 dicembre al Poggiolino, che si è concluso con la vittoria di Lavi e compagne, protagoniste di una partita praticamente perfetta. Il risultato della sfida di domani varrà come pass per la finalissima di domenica. E domenica invece nella piscina di Lavagna si svolgerà dalle 14 il torneo Abba Waba della Befana di pallanuoto. Sentiamo Luca Castagnola. Tantissime partite, una piscina piena di ragazzi che hanno voglia di giocare. Sì, come ormai di consuetudine, da una quindicina d'anni a questa parte facciamo questo torneo qua che non è più della Befana ma è stato entrato nel circuito della Bawaba, per cui è la seconda tappa del circuito. Ci sono tantissime squadre anche quest'anno, siamo sui 27 squadre under 11 e 5 o 6 under 9. Faremo 2 tornate infatti di 3 ore ciascuna, per dividere equamente le forze, gli spazi. Speriamo che sia una situazione strafavorevole come è sempre stato negli ultimi anni. Ecco, allora sappiamo che quindi l'organizzazione non è semplice perché ci saranno tantissimi ragazzi, sono i più piccoli che cominciano, gli acquagol, quindi comunque è sempre una soddisfazione vedere tanti bambini che hanno voglia di giocare in acqua a quest'età. No, guarda, questo è una delle categorie in assoluto che danno più gioia, perché è veramente un tourbillon di cuccioli che non sanno a volte da che parte girarsi, però vederli in acqua a gestire l'attrezzo palla, quell'età lì è veramente commovente, simpatico. Comunque è una manifestazione, secondo me, io la paragonerei a partite di Coppa dei Campioni della prima squadra.
Ora parliamo di nuoto, si svolgerà domani pomeriggio in piscina al Parco Tigullio di Lavagna il quarto trofeo Splash and Swim riservato alla categoria esordienti C. Le prove inizieranno alle 14:15, le gare alle 15. Si articoleranno in diverse specialità: delfino, dorso, rana, stile libero e staffetta 8x25. Riparte con il nuovo anno il lavoro di promozione turistica del territorio di Sestri Levante con la partecipazione ai primi eventi promozionali del 2019 e con la collaborazione degli operatori di categoria. La stagione si apre con la presenza per il quarto anno consecutivo del comune di Sestri Levante ad una fiera importante internazionale. La partecipazione all'evento olandese in calendario dal 9 al 13 di gennaio avverrà nell'ormai consueta formazione che vede per il terzo anno la collaborazione con i comuni di Moneglia, Deiva Marina e Framura, una formula che consente di presentare al pubblico dei Paesi Bassi un'intera porzione di costa capace di offrire un'ampia gamma di proposte turistiche, oltre ad una rete sentieristica di grande attrattiva. Mediterraneo Servizi ha inoltre allestito uno stand espositivo dedicato a Sestri Levante, alla principale fiera turistica austriaca, in programma a Vienna dal 10 al 13 gennaio, che conta oltre 800 espositori provenienti da 70 paesi nel mondo. Ora sfogliamo l'agenda di Telepace. Appuntamenti in agenda per sabato 5 gennaio. Sacra rappresentazione della Natività al borgo di San Saturnino di Moneglia. A partire dalle 14:30 sarà possibile rivivere l'atmosfera di Betlemme dei tempi di Gesù nel presepe vivente Beit Lehem, Casa del Pane e Campi Arati, a cura della parrocchia di San Saturnino. Dalle 14:15 sarà attivo un servizio di bus navetta in partenza dalla piazza del comune. Ultimi giorni a Villa Queirolo di Rapallo per visitare la 7ª mostra concorso presepi a Rapallo. È aperta fino al 6 gennaio dalle 15 alle 18. In contemporanea animazione per bimbi con mani in pasta di zucchero insieme ad Angiola asciutto. A partire dalle 15 nel Parco della Lavagnina di Sestri Levante si aspetterà l'arrivo della Befana con musica, giochi e regali per i più piccini. Sempre alle 15 ma a Villa Montedomenico di Sestri Levante la Befana arriverà portando dolci e carbone. Presepe vivente a Traso di Bargagli in Val Fontana Buona. A partire dalle 15:30 sul piazzale della chiesa sarà portata in scena la rappresentazione della Natività con gli antichi mestieri e l'arrivo dei magi e della Befana. Torna a Bezzi la Befana di Zoagli. A partire dalle 15:30 nella palestra comunale Teramo Piaggio si potrà giocare con l'elfo Celandra in attesa dell'arrivo della Vecchina. Concerto di Natale siamo giunti Ecco Betlemme del coro polifonico Canticorum Jubilo e dell'orchestra d'Archi Janua Ensemble. Appuntamento a partire dalle 16 nella chiesa di San Siro a Santa Margherita Ligure. Nell'ambito della 12ª edizione della rassegna Arte in Musica nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio di Rapallo alle 16 concerto del gruppo vocale Bequadro Verona. Dirige il maestro Giuseppe Manizzini. La Giara, opera teatrale di Luigi Pirandello, sarà portata in scena dagli ospiti del Centro di Risocializzazione Il Mosaico di Chiavari. Inizio alle 16 nella sala Ghio Schiffini della Società Economica di Chiavari. All'Auditorium San Francesco, sempre a Chiavari, alle 16 andrà in scena la favola musicale Musica Amica, parte della rassegna di teatro didattico musicale Il Pifferaio di Chiavari. Alle 16:30 invece le vie del centro di Chiavari saranno attraversate dalla bici Organo che proporrà un viaggio musicale nell'Ottocento insieme all'artista Mauro Grassi. Concerto dell'Epifania a Zoagli. Dalle 17 nel Castello Canevaro si esibirà la camerata musicale Ligure con omaggio a Rossini e Paganini. Ancora a Santa Margherita Ligure nell'area del Santa Claus Village, concerto del piccolo coro San Girolamo Emiliani diretto dal maestro Andrea Manucci. Alle 18 invece spettacolo di micromagia con il mago Alex Rivetti. Concerto di Natale nella chiesa di Santa Caterina di Bonassola. A partire dalle 21 sotto la direzione del maestro Fabrizio Ghiglione si esibiranno il Collegium Vocale Monilia e l'orchestra Pro Arte. Concerto di Andrea Bacchetti al Teatro Sociale di Camogli. A partire dalle 21 saranno eseguite musiche di Bach. Il ricavato dell'iniziativa sarà devoluto per l'Associazione per il Sorriso di Ilaria di Montebruno. E sempre alle 21, sul palco dell'Auditorium delle Clarisse di Rapallo, l'associazione Euroarte propone lo spettacolo Aspettando la Befana Galà dell'Epifania. E si conclude così questa edizione di Tigullio Oggi. L'informazione di Telepace torna domani mattina alle 7:30 con il primo appuntamento informativo della giornata. Grazie a tutti dell'attenzione, buon proseguimento di serata e buon fine settimana.